La nostra società esiste da circa 25 anni, le soddisfazioni sono venute dopo da 10 anni a questa parte, da 10-12 anni a questa parte. Abbiamo vinto anche un titolo mondiale, continuiamo a vincere a livello nazionale e internazionale. Quest'anno abbiamo già appena concluso il campionato regionale, portando a casa 3 titoli, 3 medaglie d'oro con le varie categorie. L'età partono dai 3 anni e mezzo, 4 fino a 26-27, non c'è il limite di età per il pattinaggio. Quest'anno e l'anno scorso il gruppo junior si è classificato molto bene, abbiamo appena vinto il campionato regionale, i vari quartetti, e dopo abbiamo le aquile più piccole che sono le aquile blu, le aquile arancio, le aquile verdi e le aquile argento, che sono il settore singolo. Copriamo più o meno tutte le specializzazioni, quasi tutte le specializzazioni nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Siamo in tanti, siamo 140 atleti. Il pattinaggio è uno degli sport più completi, forse il più completo in assoluto. Dicono che muove un paio di muscoli in più rispetto al nuoto. È uno sport difficile, molto duro, comporta tantissimi allenamenti. Purtroppo senza grandi obiettivi a livello di carriera, perché purtroppo fa parte degli sport cosiddetti minori, e questo non dà possibilità a una vita futura, perciò chi fa questo sport lo fa solo per la propria gratificazione. A maggior ragione chi fa questo sport lo fa per grande passione e determinazione. I momenti intensi sono stati molti. Diciamo che la preparazione, comunque l'anno, è suddiviso in diverse fasi e ogni fase ha la sua intensità. È chiaro che la gara ci porta a fare la verifica rispetto a tutto il lavoro che noi andiamo a fare durante il percorso di preparazione, e quella sì è il momento in cui tu speri che effettivamente tutto vada bene. Il lavoro dell'allenatore rispetto un po' al pattinaggio è fatto di momenti significativi, è fatto di emozioni, perché fondamentalmente sì, è vero, noi ci prepariamo per andare in gara, però noi viviamo con i ragazzi e viviamo con loro tutti gli aspetti di tutto quello che è il percorso che poi ci porta magari a vincere, quindi è tutto emozione. A livello fisico il pattinaggio artistico si dice essere uno degli sport più completi per l'equilibrio, gestione del corpo, per l'armoniosità dei movimenti, per il fatto che permette al ragazzino di sviluppare comunque più sensi, comunque avvicina bambini molto piccoli, aiuta il bambino oltre che a formare tutto quell'aspetto del corpo, dell'equilibrio, e quindi a cercare di strutturare un'armoniosità nei movimenti, ma anche aiuta molto a socializzare, a mettersi in discussione, fare soprattutto in quello che facciamo noi qui un qualcosa non soltanto fine al gesto tecnico e fine a se stesso, ma anche nello stare insieme agli altri e starci anche bene. È un connubio tra uno sport tecnico che ha una componente artistica, e quindi riesce a sintetizzare queste due dimensioni in modo perfetto, perché appunto creiamo in pista uno spettacolo vero e proprio, componente artistica e componente tecnica. E poi ho scelto di praticare la specialità del gruppo perché c'è una maggiore condivisione dei successi e delle fatiche di una collettività che riesce insieme a raggiungere un obiettivo. Poi lo consiglio perché ognuno può trovare nel pattinaggio a rotelle quello che è la disciplina che più gli si addice, perché può fare pattinaggio corsa come pattinaggio spettacolo. Il pattinaggio artistico è composto da variate di specialità, quindi può esserci il singolo come la coppia, il pattinaggio sincronizzato. Ogni disciplina può essere adatta alla specifica attitudine dell'individuo.